Siamo nel cortile di Palazzo Malinverni, uno dei 3 edifici che insieme al Castello Visconteo e alla Basilica di San Magno fanno parte della storia della città. Proprio in questi giorni in municipio sono partiti i lavori per la ristrutturazione di un'ala che sarà destinata ad ospitare nuovi servizi. Qui verranno trasferiti i servizi sociali da tempo dislocati alla Tecnocity di via 20 settembre e il giudice di pace che dopo la chiusura del tribunale ha girovagato in diversi uffici della città e ha finalmente trovato posto negli uffici al piano terra dove una volta c'era l'anagrafe. Il Palazzo Malinverni è stato costruito nel 1909, inizialmente la spesa era quella di 100.000 lire. Allora Legnano non badava tanto a spese, tanto che il preventivo fu triplicato, era una città in forte espansione, la giunta aveva bisogno di un edificio fortemente simbolico. Sicuramente il risultato è ancora oggi degno delle aspettative. Il municipio è stato ampliato nel 1933 con la costruzione di una nuova ala, poi ulteriormente ampliato nel 2000 con il sopraelevamento dell'ala proprio qui alle nostre spalle. Adesso i nuovi servizi che riporteranno in centro una serie di uffici che per i legnanesi sono un punto di riferimento importante.